Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspetta, calciomercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. Non avete visto video in questi da martedì? Sì, da martedì, in questi 5, 4-5 giorni. Perché? Perché il mio telefono ci si è rotto e quindi non ho potuto pubblicare video, fare video e pubblicarli. Allora, in questo video andremo a parlare, faremo dei pronostici, pronosticheremo i risultati della Serie A, delle partite di Serie A e vi parlerò anche di varie notizie di calciomercato. Vabbè, poi domani uscirà il pre-partita di Napoli-Atalanta. Non so se farlo uscire presto, tipo verso le 6:30, 7, ma anche 5:30. Non so, oppure farlo uscire tipo verso le 10, 11, 12. Vabbè, allora, partiamo prima dalle notizie di calciomercato. Allora, come prima notizia vorrei prima smentire una cosa, cioè il possibile trasferimento di McTominay all'Everton. Sta girando in questo periodo, da ieri più o meno, che l'Everton sarebbe disposto a fare un'offerta mostruosa al Napoli. Io sono qui per smentirvela, perché non mi risultano che ci sono possibili trasferimenti all'Everton, oppure ma a prescindere in un club inglese. Perché? Perché come ribadito in alcuni video, il Napoli vuole tenere con sé McTominay, cioè è stato blindato dal Napoli dopo la scorsa stagione. È la stessa cosa per McTominay. McTominay vuole rimanere a Napoli. Poi, anche per farvi ragionare, il Napoli sì, McTominay accetterebbe la destinazione, quindi il Napoli si ritroverebbe costretto ad accettare questi 65-70 milioni di euro. Il Napoli non ha centrocampisti, ha Lobotka che può fare il centrocampista di ruolo. Poi vabbè, si può adattare Elmas, si può giocare per gara, però al Napoli serve uno come McTominay, no altri, capito? E sarebbe una scelta, tra virgolette, stupida che farebbe il presidente della Laurentiis, Giovanni Manna. Vabbè, poi abbiamo due notizie sul Milan, cioè che la prima è Thiago Silva, è su Thiago Silva, che il Milan ha sondato, ha sondato il giocatore, però non c'è nulla di avanzato e niente, ha sondato solo il giocatore 41enne. Può magari a gennaio fargli un contratto, offrirgli un contratto e poi se accetterà è bene, se no si passerà ad altro. Perché c'è da dire pure che tiene 41-42 anni, quindi però vabbè. Poi abbiamo Joao Gomez che può trasferirsi no a gennaio, ma a giugno nel calciomercato estivo a Milan. Io da quanto mi risulta le mie fonti dicono che il Milan sta sondando molto il nome di Joao Gomez, che a Liverpool sta giocando molto poco. Nelle prossime ore arriveranno aggiornamenti. Poi abbiamo un'esclusiva che vi porto qui sul canale, che è quella di Karim Adeyemi, che può trasferirsi in estate o a Manchester United o all'Inter. Sono due squadre molto interessate al giocatore che potrebbe prenderlo
che potrebbe prendere il giocatore che è stato pure proposto al Napoli, però poi sappiamo come è andata a finire, a titolo definitivo. Io vedo un po' più il Manchester United a livello economico, perché ricordiamo che in Italia le squadre italiane non hanno così tanto budget, perché Karim Adeyemi è stato valutato dal Borussia Dortmund una sessantina di milioni. Non so se l'Inter sia disposto a pagare più di 60 milioni per Adeyemi, non è stato, cioè non ha voluto pagarne 50 per Lookman, figura di 60 per Adeyemi. Però, vabbè, passiamo ai miei pronostici della Serie A, dei risultati della Serie A. Allora, partiamo dalla prima partita. Genoa-Cagliari, Genoa-Cagliari, segna Norton Caffi e finisce 1-0. Udinese-Bologna, 0-1 per il Bologna, segna Bernardeschi. Fiorentina-Juve, 1-0 Fiorentina, Son. Napoli-Atalanta, big match della giornata, se possiamo dirlo. 2-0 Napoli, McTominay segnano McTominay e Haaland. Verona-Parma 1-0, Giovane segna. Poi Cremonese-Roma 0-0. Secondo me partita 0-0. La Roma sta andando bene, ma anche la Cremonese che è una squadra tosta da affrontare. Però vabbè. Lazio-Lecce 0-0. Inter-Milan, altro big match della Serie A, che andando a vedere uno degli ultimi big match che finì per 1-1, se non mi sbaglio, sì, no, non era l'ultimo big match, cioè non era l'ultimo derby, era tipo il derby di gennaio, che si è giocato a gennaio scorso, che finì per 1-1. Quindi io mi baso più su quello, perché secondo me è la stessa cosa, sarà la stessa partita, tra virgolette. Entrambe le squadre si sono rinforzate, hanno cambiato allenatore, e secondo me possono pareggiare, sarà una partita bella, magari con qualche azione molto importante, però poi finirà 0-0. Torino-Como 0-1. Poi Sassuolo-Pisa, segna Pinamonti per il Sassuolo e finisce 2-0 per il Sassuolo, che lo vedo molto superiore al Pisa, ma nettamente, lo si capisce anche dalla classifica. Vabbè, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale che è molto fondamentale per il canale, l'obiettivo sono 150 iscritti e lasciate un bel like, ciao!